Via così, ragazzi, siamo partiti di nuovo. Devo dare una comunicazione Dai, qual è? importante. Una Dimmi. comunicazione importante. Mi ha scritto Sky. Ti ha scritto Sky? Sì. Dai, che ti hanno detto? Iniziano la lettera per favore. Per favore. Per Di favore. solito non si inizia per favore. È iniziato però per favore. Era una mail, cos'era? No, una lettera. Una lettera proprio. Per favore, potete evitare di fare la vostra trasmissione negli orari di Gambero Rosso? Dai, non è vero, non è Abbiamo vero. danneggiato la trasmissione di Gambero Rosso. Dai, ragazzi. non è vero. Siamo i Ma più non esagerare, seguiti, i più dai. seguiti. 8.976.000 persone. Non sono questi, dai. Va bene, Sono importanti, ma non sono questi. Saluto quella camera di la nostra. La ciao, camera centrale. ciao. Saluto la mia camera. Ciao, sempre ragazzi. al solito, ragazzi. Saluto la cervicale. La cervicale, esatto, sì. Saluto la camera che ci segue, guarda che bellina. Poi Dai. Anica. Anica, va bene. E ultimo ma non ultimo, Lo zio Gianni. Come sta lo zio Lo Gianni? zio Gianni, colui che ci fa passare tutti i malanni. Ma non si stanca lo zio Gianni, messo sempre lui così. fisso là? È Mi ha così. detto, mi è venuto in sogno, dice la sera, però quando spegnete non c'è nessuno, manco S'annoia, fantasmi. s'annoia. Appunto, però è così, va bene. Vabbè, allora. come vedi abbiamo un bel parterre vedo. di Ingredienti, E passiamo moltissimi. dal finocchietto selvaggio, Sì, già bollito, sì. il calamaro, già già pulito, e non solo, ho telefonato, è arrivato il calamaro, Ha funzionato quindi. è arrivato pure pulito. Ah, l'hanno anche come pulito. voi, e se volevano lo tagliavano pure ad anelli. E se volevano su mangiavano No, pure. e che c'entra? No, questo no. Che c'entra? Stai Vabbè. scherzando? Poi abbiamo un po' di nuovo, passiamo verso la terra. Quindi mare e abbiamo poi i terra. cavolicielli, che qui li chiamate calicetti. I calicetti, la verdura. Cavolicielli, la salsiccia, Sì. abbiamo le acque di governo delle due verdure che ci Ok, serviranno conservata. e ti faccio vedere per te, del latte, e qui faremo dei conchiglioni ripieni con salsiccia e cavolicielli, Ok. che è un ripieno che non molti fanno, vedete? Di solito il ripieno è sempre o la carne. Saluta Flavietta, saluta Flavietta. Flavietta, come si chiama? Tutto bene? Bene, ciao. Allora, quella tu sei- eh? Ah, quella siccome è sua, c'ha il perché piacere. quella ha una certa, capito, no, no, no. direzione. Va Allora, bene. Iniziamo Allora. col preparare il ripieno per i calamari. I calamari, Ci dai. stai? E allora, innanzitutto prendiamo questo, prendiamo un altro tagliere, così, piccolino, e andiamo a... Non vi preoccupate se faccio tutto con le mani, ma ce l'ho rigorosamente sporco. Quindi finocchietto già bollito. Già bollito. E l'acqua l'abbiamo lo- conservata, brava, ricordate. E lo andiamo a triturare in this way, così. Mi serve una padella dopo che abbiamo triturato il final cut. Mettiamo questa, accendiamo e facciamo partire Ok. il nostro olio. Un po' di olio, un filo d'olio. Olio Metto io? Evo, sì, metti non più di un filo. Ecco, così va bene, 4 fili va bene. 4 fili. Perfetto. Dammi dell'aglio. Eccolo. Stavolta ne prendiamo uno piccolino perché non ce ne serve molto. Quindi stiamo preparando il ripieno per i calamari. Sì. Allora, un filo d'olio, dell'aglio, questo è il finocchietto tritato. Bollito, cotto e tritato. Cotto lo e andiamo a tritato. mettere qua. E lo mettiamo là. Prego. Ecco. E andiamo a Allora, cucinare. lo soffriggiamo un attimo, Bravo, giusto? prendiamo un poco della sua acqua, scusa Eccola mio qua, amore. è questa. Prendiamo il mestolino, vieni qui. E lo facciamo andare avanti. Allora, Quindi un po' di acqua di cottura. Sì, E va avanti. e va avanti. Adesso che succede? E adesso ti faccio vedere che succede. Lo facciamo cucinare. Sì? Già è bollito, senti che profumo che emana. Sento, sì. Aggiungiamo pochino di pepe. Ok. E voilà, così. E a questo punto A ti questo faccio punto? vedere cosa facciamo. Prendiamo un contenator. Mi dai un cucchiaino? Un cucchiaino, eccolo qua.
Questo è amido di mais Sì. che ci servirà per fare stringere Quello? il composto in modo da poterlo trattare e metterlo dentro E il metterlo calamaro. dentro, quindi proprio Per a cui base di aggiungiamo finocchietto questo ripieno. solo un finocchietto, che è un ripieno nel calamaro che io ho voluto fare così proprio perché non è usuale. Particolare, Non esatto. è Di usuale. solito si utilizzano le molliche. Le molliche oppure il riso, oppure io ho voluto fare così. Andiamo a mettere Va bene, questo allora, qui quindi così, questo po' di mais diluito con un po' d'acqua e andiamo a e andiamo a fare mischiare, e lo facciamo mescolare. stringere, guarda. Quindi semplicemente Vedi, finocchietto, guarda. precedentemente bollito, Guarda, abbiamo detto. guarda. Che fa? Si è addensato in un Si è attimo, addensato in un attimo, vedi? Facciamo finire questo liquido che vediamo. Deve Ed è essere pronto. proprio stretto stretto. Ma chiaramente con la magia della televisione che succede? Lo abbiamo già Che fatto. succede? Lo abbiamo già fatto. Lo abbiamo già fatto. Perfetto. E allora ti faccio vedere quello già fatto. già Vai, pronto. va bene. Ecco qua. Lo prendo subito. Allora, eccolo, quindi questo è pronto, già però dobbiamo fatto. correggerlo. Mi dai un po' di parmigiano, Eccolo. che sembra strano con il pesce e il parmigiano, ma credimi che là ci sta. A posto così, guarda come è diventato denso. Facciamo incorporare il parmigiano e adesso facciamo una Questo cosa. che hai fatto? L'hai messo in frigo? L'hai fatto Certo, riposare? si è riposato in frigo, si è Ok. addensato. Diciamo che l'amido di mais ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il va suo bene? lavoro. Ora dobbiamo fare una cosa. Guarda che facciamo. Anche perché questa è la consistenza giusta per Giusto. riempire poi Certo, i calamari, giusto? Certo. Questo te lo metto qui, questo te lo metto qui. Che così. devo fare? Devo versare? Ti aiuto? Vuoi versare? Versa. Se lo versiamo insieme diventa un marchio di sartoria importante. Che vuol dire? Versace. Ma di dove mi vengo? E poi ride solo, capito? Dove mi vengo? Allora ride lui. Ok, metti tutto Troppo? dentro, non ti preoccupare, va bene così. Va bene così, c'è C'è un bastato. altro po', aspetta, guarda, No, te lo c'è metto. bastato, Ci c'è bastato, basta? se no esce fuori. Questo mi faccio un Adesso, calamaro io dopo. Va Questo lo bene. tieni tu. Che devo tenere? Questo. Questo Anzi, così? Tu lo vuoi prendere il calamaro? No, io tengo questo. Va bene, dai. Dai, io tengo. No, ma lo sai usare un sacco a E che ne so, ci provo. No, allora però la No. prossima volta te lo insegno. Tu tieni il calamaro così. Così. Sì. Andiamo dentro e riempiamo. Ma ce ne vuole tanto, è grosso No, questo no. calamaro. Va bene così, no? già. Devi arrivare non troppo in fondo perché se no in cottura poi fuoriesce. Puoi posare questo. Questo lo posalo, poso? Sì. Prendi questo. Vai, ci Andiamo sono. così. Sempre lasciarlo un pochino. Ecco. Lo mettiamo qua. Perfetto, mettilo così. E lo mettiamo qua. Questo lo togliamo. Sì? E ora andiamo a fare un'operazione. Guarda, prendiamo la testolina e la mettiamo dentro. Ah, e lo chiudiamo così. Sì. Prendiamo questo e lo chiudiamo così. Prendiamo uno stecchino. Dice, ma ci basta? Glielo facciamo bastare, guarda. Facciamo un taglio in diagonale per Ah, lo creare la tagliamo a punta, metà. però in diagonale, in modo che creiamo una punta. Ah, ok. Capito? E facciamo questo lavoro così. Uno. Andiamo di sotto. Lo blocchi insieme alla testa praticamente, Esatto. E a mezza giusto? cottura, sì, esatto. Poi a mezza cottura, quando il calamaro ha ristretto, lo togliamo. Ok. Va bene? 1, 2 e 3. Eccoci. E 3. Guarda Ottimo. ora che cosa facciamo. Quindi semplicissimo questo Sì, ripieno anche da adesso fare. prendiamo una teglia, così. Sì? La oliamo, Ecco un po' d'olio, mettiamo sì, così. la spennelliamo, La spennelliamo. sì, così. Cospargiamo questa spennellatura con del pan grattato. Faccio io? Sì. Perfetto, un poco Ancora? di più, un poco di più. Perfetto, aggiungiamo dell'olio di nuovo. Ancora? Sì. Basta. E andiamo ad aggiare i nostri calamari. E questo qui. cosa fa? Una specie di effetto No, gratinato? facciamo una gratinatura, però senza bisogno di panarlo. Di Ora guarda che panarlo. Ah, no, lo facciamo. fai sopra pure? Ora guarda che facciamo. Ora facciamo un poco di olio sul calamaro. Il calamaro. Basta. Ecco. Così, qui. La Basta, testa pure? basta. No, la testa non no. c'è bisogno. La testa no. Mi metti del sale qui sopra. Ecco.
tutti e due i calamari, saliamolo perché deve servire per tutto il calamaro. E ora facciamo così, questa non andava lì dentro, però ce l'abbiamo messa. E ora facciamo così, guarda. Così. È bella questa gratinatura, Andiamo a che compattare. non vai lì a fare No, fai tutto così. tutto così espresso. E viene anche più leggera, sai? E andiamo a infornare. E andiamo a infornare. Allora, dacci indicazioni sulla cottura più o meno. Allora, la cottura dobbiamo fare un forno a 220 o statico, meglio a 200, ventilato. Ventilato. Perché la cottura non è lunghissima. Quanti minuti più o meno? 10 minuti, un quarto d'ora. Ah, è già 10 pronto. minuti, ok. Va Bello bene? questo ripieno del finocchietto, non l'avevo E mai. questo è più. No, non lo si fa. L'hai è una inventato cosa... tu, quindi, Sì, questo? mi piace a me fare i ripieni Bello. con le erbe di campo, con le cose. Passiamo per esempio. Ci dobbiamo andare? Ce ne dobbiamo Va andare. bene, consigli per i consigli. Consigli per i Il tempo consigli. che andiamo dai consigli per i consigli. Ma no, ma noi rimaniamo qua, ma No, che che c'è? dobbiamo andare, consigli per i Ma consigli. dove devi andare? Non è all'altezza, proprio se io dico una cosa. Ma che non vuol mi dire sembra. non è all'altezza? No, non no, mi vabbè. sembra che non sono all'altezza. Fabietta, non è cosa. Cioè, Ciao. se non sono all'altezza io, scusami, Dai. Partiamo, siamo tornati dopo i consigli per i consigli che vi abbiamo consigliato e ora C'è vi bisogno. consiglio di rimanere con No, noi. consigliaci invece la seconda ricetta Andiamo di sulla oggi. seconda ricetta. Ci serve sempre una padella. Prendiamo questa qui e la Allora, mettiamo un qua. primo e un secondo, un primo di carne, diciamo così, È un secondo di pesce. e un secondo di pesce. Come sì. vedi abbiamo precotto i Le conchiglioni conchiglie. che li andiamo a farcire come? E che ne so? Prendiamo la verdura, mi dai quel Prendiamo la tagliere dove verdura. abbiamo tagliato la Ah, verdura? questo è già- E l'abbiamo già usiamo usato, quello. sì. Allora. Esatto, facciamo andare forte qui e ora tu non ci crederai, Desiree. Vuoi ricordare questa che verdura è? Questi sono cavolicetti, detti qui calicetti. Calicelli, bolliti semplicemente, sempre. scolati dalla loro E acqua. ora La li loro andiamo a acqua l'abbiamo macinare. conservata lì Brava. e andiamo a sminuzzarli in questo per modo. bene. Anche perché i cavolicetti certe volte hanno dei tronzetti che si attronzano. Sì. Per cui se sentite sotto il coltello il tronzetto che si attronza, lo leviamo. Che si I attronzano. tronzetti si attronzano e diventano tronzetti, Vabbè. capito? E andiamo a dare questa bella macinatura a coltello. Vedi questo? Così, questo si è si attronzato. attronza. E allora lo leviamo. Vabbè. Lo senti sotto il coltello. E l'abbiamo fatto. La padella che è calda, a che Sì. ci serve? A che ci serve? A mettere la salsiccia. E che accade? Che l'abbiamo già sbudellata, no, privata del suo. Sbudellata, ha Non detto, si dice, l'ha ragazzi, detto, l'ha ragazzi. detto. Poi dici che sono io, l'ha detto. Si priva del suo budello. Ok. E adesso immagino che lei debba fare la reazione di Maillard. A questo punto A questo andiamo punto? a unire alla salsiccia La verdura. la verdura. Così, tutto senza olio in questo momento? No, per ora o lo c'è dobbiamo solo- mettere? dopo lo mettiamo. Lo mettiamo dopo. Per ora c'è solo, vedi che la verdura, dice ma che fa, non si compatta con il resto sì, della salsiccia. perché manca qualcosa? Manca il liquido. Manca il liquido. E ora glielo mettiamo. Prima di tutto l'olio. Eccolo. Vai, Vado? vai, un giro d'olio, Ecco. così. Poi Poi prendiamo il brodo di cottura della finocchietto. verdura. Guarda, vedi queste cose, Ah, ci mancava questo, ci mancava. conservare questo tipo di Vedi? cose qui ti dà proprio Cioè, una spinta. io avrei messo l'acqua, pensa. No, e quello ti dà, Giusto? gli metti tutto il È sapore. diverso effettivamente. Vedi? E adesso guarda la verdura come si sta prendendo con le altre cose. Sì. Questo sì. si è attronzato. Guarda. E andiamola via così. A questo punto A dobbiamo questo fare La, la non la non besciamella. Brava! E allora non la facciamo. grande, no, la facciamo. Scusa, No, la facciamo. la facciamo. Se non Certo, besciamella, che la la fai fare? facciamo. E allora prendiamo, mi dai un cucchiaio? Perché ci serve per rendere il composto cremoso Più cremoso. e al fine di poter. Mi dai un pizzico di sale perché dobbiamo Certo. stare attenti alla salsiccia che ha la sua sapidità, però un pizzico sulle verdure, così. Quindi un po' di farina, E abbiamo un po' amalgamato. di sale. Adesso che mettiamo il latte? Adesso mettiamo un po' di latte che ci serve per fare il ripieno.
abbiamo fatto vedere un po', questa tecnica l'abbiamo fatto vedere più Allora, volte. senti, facciamo un recap di quello che Sì, stiamo facendo, vai. veloce veloce. Veloce, Che vai. stai facendo? Stai facendo il ripieno per questi conchiglioni. Che sono dei cavolicelli già bolliti, tagliati a pezzetti, uniti alla salsiccia. Da noi calicelli, ragazzi, Brava. ok? Abbiamo E a questo fatto punto vado a mettere un poco di latte, guarda, così. salsiccia, Così. calicelli tagliati, insomma tritati. Esatto. Poi abbiamo aggiunto un po' d'olio, poi abbiamo aggiunto la farina e un po' di latte in maniera che Brava. tutto diventi cremoso. Cremoso, brava. Però il fatto qual è? Quando facciamo questi ripieni, il tempo di riposo dobbiamo darlo necessariamente. Dobbiamo darlo. Allora, È la magia televisiva che ti che dice... l'abbiamo già fatto. Brava! quindi dai qualche indicazione. Adesso Allora, da qui cosa succede? Da qui deve succedere solo che si sta stringendo, come vedete. Quando una salsa, anche una besciamella, una crema qualunque, è stretta, sapete da cosa si vede quando è pronta? Quando date il colpo di cucchiaio e vedete la padella. E manca il liquido, Brava, quindi e questo vedete la sarebbe in padella. Ed è teoria già- pronto, ed è già solo pronto. che lui No, deve raffreddare, dovrebbe chiaramente, raffreddare per cui un noi lo po'. mettiamo in una bowl, così. E lo facciamo e lo portiamo in raffreddamento. E lo portiamo in raffreddamento, quindi questo è pronto. questo è pronto, Ma però non c'è- noi lo abbiamo già leviamo fatto questo. e lo abbiamo Brava. fatto riposare soprattutto, Brava. giusto? L'abbiamo fatto raffreddare proprio perché raffreddando si concentra ancora di più la cremosità. Guarda che te lo vado a prendere. Questo è il ripieno, da caldo a freddo. A freddo. Visto? Ora cosa ci tocca fare? Dobbiamo Prendere- riempire quelle? Sì, ma dobbiamo fare una besciamella. Va Perché come bene. facciamo? La dobbiamo fare. Non l'hai per cui- comprata la besciamella? Ah, di nuovo ha comprato la besciamella. Che ci voleva? Cioè, non abbiamo tempo qui, questo dobbiamo fare pergamino le cose e andiamo veloci. ad aggiungere un cucchiaio. Un cucchiaio. Un cucchiaio e andiamo ad aggiungere una nocella di burro, così. Ok, Ok. questo era in più, lo mettiamo qua. Lo andiamo a mettere on the fire. Quanto lei si scioglie. Ok, vedi, già sta sciogliendo. E alla via così. Questo lo possiamo togliere pure. Sì. Togliamo tutto e ci facciamo spazio operativo. Che bellina quella, che bellina. Fai Guarda. vedere il burro che si scioglie, guarda, Guardate fai il burro vedere, che si vedi il burro che si scioglie? No, Non lo faccio, vuole sei me, tu, vuole spostati. guardare me, guarda. Ma perché? Mi segue, non lo Si so. segue, non ce lo fa vedere. Mi segue. Ah, guarda, ce l'ho vedi? fatto vedere, ecco. Si sta sciogliendo. Va bene, allora, Così, mi dai la farina? eccola. E ci deve essere anche una frusta. Me la prendi che deve essere nel cassetto? Ok. Andiamo a frustare e creiamo questo nostro famoso bel roux. Ecco fatto. Adesso, incredibile ma vero, mi metti 2 mestolini di quello No, quindi lì fai e gli diamo, avvicinalo con tutta la cosa, avvicinalo con tutto. al gusto di verdura. Certo, se facciamo quel piatto quello deve essere. Aspetta, dammene ancora. Alla via così. Ancora? Un altro poco. E adesso andiamo di latte. Latte, Sì. Aspetta, te lo dico io. dimmi tu. Si aggiunge il liquido quando è in corpo. Il latte deve essere caldo, mi raccomando. Vai. È caldo questo? Caldo, sì. Ah, vabbè. Vai. Non so, vero? Quindi la besciamella si può personalizzare praticamente, Certo, no? Si può certo. aggiungere quello che vuoi. Metti che vuoi fare una besciamella, che ne so, di pesce, metti il brodo di pesce. Sì, si fa proprio col brodo di pesce. Faremo un giorno le capesante Ah. e ti faccio vedere come le faccio. Fai la Metti besciamella e la allunga capasanta. lievemente, sempre adagio, facciamo incorporare. Adagio. Desiderio, adesso passiamo a riempire i conchiglioni. Dai, sono pronta. Riempiamo i conchiglioni, spostiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo. Allora, comincia a prenditi un cucchiaio, un cucchiaino. Cucchiaino? Cucchiaio, forse. cucchiaino, quello che vuoi. Vai Desiderio. Dai, faccio io, prendo questo. Mettiamo il ripieno qua. Questi come li hai cotti? Al denti? Al dente? No, Conchiglioni? no, a pentola. Scusa, Prego. questi Andiamo. si cuociono prima, no? Ma si fanno al dente? Guarda che facciamo, guarda O che no? facciamo. Sì, certo, devono essere cotti al dente.
Allora, quindi metti un po' di besciamella. Così. E andiamo a impostare i conchigli. Un po' di besciamella sopra e il nostro piatto è pronto. Nel It's frattempo ready. che ci sono i calamari nel forno? E ora li usciamo. Prima facciamo entri quello ed esci quell'altro. Allora, ricordiamo che a fine puntata ci sarà un recap di tutte le ricette con i dosaggi. Certo, se non è, e andate su tutto. Sicilia Play Se proprio e vi playarizzate. non l'avete visto, la volete comunque rivedere per prendere appunti, su Sicilia Play, il nostro Scusa. canale YouTube, la trovate tutta integrale. pepe. Un po' di pepe ci sta. Il parmigiano, Parmigiano metti anche, certo. che farà quella leggera Deve fare cosa, quella doratura, crosticina, quella giusto? crosticina. Signori, e li andiamo a mettere in Meraviglioso, forno, andiamo a con mettere in permesso. forno. Allora, Desi, la gente ha visto come l'abbiamo infornati, come l'abbiamo cotti. Salutiamo i nostri No, amici. manca l'assaggio, che salutiamo? No, no, non ce n'è. No, manca l'assaggio, A me l'ha prendi, detto dai. dall'alto. No, ma non è così. Manca la, prendi. Senti, non avere questi toni con me, prendi così, va bene? Dai, Ah, dai, prima che si bruciano, forza, prendi. è normale. È normale, dai, certo, è il momento clou quello dell'assaggio. Ecco qua. Guarda che ti presento. Mamma mia, Sua bellissimi Maestà, loro. i calamari. I calamari ripieni con questo ripieno al finocchietto esclusivamente, unico ingrediente, esclusivamente finocchietto, quindi vedremo che cosa sarà. Guarda chi ti presento. E poi questi I conchiglioni conchiglioni. con salsiccia E cavolicette. e calicelli. Calicetti o cavolicette. Passiamo all'assaggio, allora? Passiamo all'assaggio, E io dai. ti prendo. Posso porzionare? Porziona, prego. Ti faccio proprio un pezzettino, va bene? No, vabbè, un conchiglione va bene, dai. E Ahimè. ti ho preso il conchiglione. Che ricetta è? Ma che ricetta hai fatto oggi? Guarda. Ma che ricetta? Guarda, quasi quasi, veramente, mi fai commuovere. Avete capito? Si commuove lei che mangia. Io che non mangio devo essere contento. Sì. Guarda, veramente. Questa verdurina che è un po' amara. Questa verdurina, questa salsiccia, la besciamella, la gratinata di sopra del parmigiano, la pasta. Bravo. Voglio morire. Guarda, Flavia, voglio morire. ti si può dire di tutto, però sei bravo. Sì, sì. Come ti è venuta questa ricetta? Parlaci di questa ricetta. Parlaci di te, bella signora. Va bene, io direi che già stiamo perdendo il tempo che è prezioso, ma tu non hai importanza. No, ma perché il per te. calamaro Esatto. ha bisogno di riposare. Sì, ninna nanna ninna oh, ma che bello calamaro. Buono. Va bene? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che io non devo assaggiare? Dimmelo all'orecchio. No! Ma cose dei pazzi? Mi ha detto anche un'altra cosa. Poi me la dici. Mi dai anche questo coltello, questo forchetta. Eccola qua. E adesso ti faccio riassaggiare. Particolare questo, no? Sì, stacchiamo la testa se ti piace, te la mangi perché A me piace la testa. è buona. E vado a fare Dammi una tagliettino fettina, dammi una così. fettina, dai. Voglio vedere se Fammi provare questo ripieno. riusciamo a... Che poi è semplice, Sì. perché è unico ingrediente. Se vogliamo invece i ripieni Assolutamente. soliti sono tante cose. Ah? Vabbè, utilizzo le stesse posate, che ci fa? Guarda.
Che c'è? Che ho detto che non devo L'ho detto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Oh, è buono sto ripieno, eh? Ci vediamo alla prossima. Tutto buono, tutto santo. Tornate con noi. Sì, me ne vado. Calamaro ripieno, con finocchietto, 2 calamari puliti e svuotati, 500 g di finocchietto di montagna, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un cucchiaio di uvetta, pangrattato, olio evo, sale, pepe quanto basta, 400 g di conchiglioni, 300 g di salsiccia, 500 g di cavolicelli, 2 filetti di acciuga, bechamel.